Poi intanto vi chiedo scusa perché tutto lungi da me volere creare problemi alle persone. Io volevo arrivare ad un obiettivo, ecco, a quello di essere ascoltati, perché dice ma come mai lei non è ascoltato? Purtroppo negli ultimi tempi non sono stato molto ascoltato e volevo rappresentare che noi negli ultimi 10 anni, come facciamo, siamo stati indagati almeno 10 volte, se non ricordo male, dalla procura di Agrigento su indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Agrigento. Di questi 10 volte in cui noi siamo stati indagati ad oggi, in questo momento, in questo procedimento, non ci sono richieste di rinvio a giudizio. Anzi, io ho avuto sequestri anche milionari, che poi si sono chiusi nella fase di, almeno il primo sequestro, quello del 2003, che si sono chiusi nella fase di, come si dice? Del cautelare, e comunque a me sembra ingiustificabile che ci sia un sequestro da 9 milioni di euro che non arriva una richiesta di rinvio a giudizio dell'interessato, perché il procedimento poi è stato archiviato. Allora, o era abnorme la richiesta di sequestro, o era abnorme il sequestro, o c'è qualcosa che non va. I processi poi sono continuati, le indagini sono continuate, questa indagine è stata chiusa, ne è stata riaperta un'altra identica, che è durata altri 4 anni. A un certo punto volevamo capire, spingevamo per capire, perché voi sapete che i termini di un'indagine sono circa 18 mesi e possono diventare 24 mesi, ma 4 anni non riuscivamo a capire, quando finalmente riusciamo ad avere l'archiviazione, finalmente nella volontà del GIP, del PM, e riusciamo ad avere l'archiviazione di questo procedimento, ci accorgiamo aprendo i documenti, perché poi per ogni procedimento di questi noi richiediamo i documenti, aprendo il documento in cui di nostro c'era solo un foglio, cioè un valdone, non finisce mai, ma un foglio. Era un'indagine sulla massoneria agrigentina, giustamente l'avvocato Giglio ha detto ma Giovanni da Moncada non è neanche iscritto al Rotary, quindi massone, dice. Era solo un massone che era indagato, che parlava di noi, e siamo andati a finire dentro un'indagine per la massoneria. Dopo 4 anni archiviato. Se ne apre un'altra ancora, sempre con lo stesso tema, quindi già nei 3 gradi iniziali del sequestro, perché i temi era sempre identico, nei 3 gradi iniziali del sequestro, materialmente tribunale, appello e Cassazione avevano detto che non c'erano motivi, e aprono per la terza volta le indagini che sono chiuse, mi sembra 2 settimane fa, in cui lo stesso PM che sta facendo le indagini dice ma quello che c'è qui dentro non c'entra niente con Moncada, non è neanche utilizzabile dal punto di vista delle intercettazioni, delle cose. Allora sapete, io mi chiedo, ma come mai 3 indagini, sempre che riguardano la stessa cosa, che durano bene o male 8 anni, perché vengono fatte? Perché ovviamente sono dispendio, sono indagini, sono costi per la pubblica amministrazione, ci tengono sotto intercettazione in maniera continua. Non troviamo però dentro i faldoni le intercettazioni, perché molte, non vi nascondo a dire, abbiamo certezza che siano irregolari, perché in alcuni procedimenti abbiamo visto che sono stati intercettati pure gli avvocati difensivi. Questa è la prima fase. Nella prima fase ovviamente noi nei giorni scorsi veniamo a conoscenza da parte della procura di Caltanissetta, che rinvia a giudizio il signor Montante, nella richiesta di rinvio a giudizio noi siamo parte lesa, perché Montante indicava alcuni componenti regionali della Guardia di Finanza di indagare su di noi, e ci fermiamo lì. Poi però avvertiamo nelle indagini precedenti dove è stato condannato Montante che il procuratore di Natale chiedeva le assunzioni della propria figlia a Montante. Io non ho certezza di quali possono essere queste cose, però un fatto è certo, io sono stato indagato per 8 anni, non c'è stata alcuna richiesta di rinvio a giudizio se non un sequestro, e qualcuno può dire questo fa capire che la giustizia funziona. Sì, funziona perché è stato dissequestrato l'impianto,
ma l'organismo amministrativo che pagava i contributi su quegli impianti ha ripreso a pagare i contributi dopo 4 anni, il che significa che la mia azienda è andata quasi in dissesto finanziario. Questa è la prima fase. Entriamo in un processo di ristrutturazione finanziaria legata a questo problema e legata anche alla chiusura di una nostra fabbrica in cui la tecnologia è diventata obsoleta. Chiudiamo il nostro processo di ristrutturazione, paghiamo i nostri debiti. Ovviamente in questo processo di ristrutturazione ci viene richiesto la riduzione del personale, questo purtroppo infastidisce moltissimi dei miei dipendenti, ma io devo salvare l'azienda prima di salvare il dipendente, perché se non salvo l'azienda non serve a niente salvare il dipendente. E si chiude sul processo di ristrutturazione nel 2018. Penso, ho finito, ho levato tutto il passato di questa cosa, Montante non c'è più, e i procuratori si sono avvicendati, anche se devo essere sincero, il procuratore Vella era già presente all'epoca e ha fatto alcune di queste indagini. Ho detto, pazienza, giriamo la pagina e iniziamo questa nuova vita dell'azienda. Non è così, perché siccome noi chiediamo si chiama 335 se non ricordo male, che è il carico di indagini che ci sono, noi vediamo solo il capo di imputazione, e vediamo che continuano a scrivere capi di imputazione. Ci scrivono diversissimi capi di imputazione, in questa nuova fase almeno 3, quello che voi conoscete è il fatto che c'è stato un sequestro da 6,5 milioni, un sequestro preventivo. Che cosa significa preventivo? Lo vorrei spiegare a tutti. Normalmente quando c'è un procedimento di natura penale per alcune cose che riguardano bilanci, il giudice alla fine può dare un aggravante facendo pagare il denaro del dato che è stato. A noi non è stato chiesto alla fine dei processi, è stato chiesto prima. Per quale motivo? Perché questo nuovo giudice, il giudice Caputo, il più giovane magistrato d'Italia, e faccio l'inciso, io mi sono operato a cuore nel 2018, ma non sono andato a chiedere il più giovane cardiochirurgo d'Italia. In questo momento sono operato in continuazione del più giovane magistrato d'Italia. Cioè io sono la prima persona che questo incontra e la prima persona con cui dovrà fare carriera, ecco, per essere molto chiaro. E materialmente il giudice Caputo fa relazionare alla Guardia di Finanza in un periodo diverso in cui viene chiesto il sequestro, del 2017-18, che ovviamente è il periodo in cui noi eravamo in ristrutturazione finanziaria, quindi i nostri bilanci non potevano essere bellissimi, e la Guardia di Finanza dice che i dati del 2018, e si equivoca un pochettino sui numeri, sono quelli quasi del 2021, a meglio, non li presenta quelli del 2021. Questa cosa porta a una validazione del sequestro, perché se l'azienda si trova in cattive acque deve ad ogni modo il giudice, nella fase di precauzione, sequestrare le somme, perché non si sa come gli va a finire all'azienda. Poi nella fase cautelare noi dimostriamo che siamo un'azienda solidissima, perché dopo il 2018 la nostra azienda è cresciuta tantissimo, i nostri bilanci sono passati da A1 mi sembra ad AAA, ecco, per essere molto chiaro, quindi bilanci di una certa qualità, di una certa situazione. Allora che cosa fa il dottore Caputo? Questa è una cosa che nessuno sa, e ovviamente non ha fatto il comunicato stampa come per le altre cose. Giorno 24 mattina mi si notifica, 24 dicembre mattina, mi si notifica un procedimento, un'istanza di fallimento di ufficio, cioè il PM dice questa azienda per me deve fallire, un'istanza di fallimento d'ufficio con udienza il 28 dicembre. Io ho leso il mio diritto alla difesa, perché in 4 giorni, considerato che c'è la vigilia di Natale, Santo Stefano, l'unico giorno in cui io avrei potuto preparare la documentazione per difendermi, e non era una piccola documentazione, era una montagna di carte, era il 27 dicembre. Ringraziando il Signore, noi, proprio perché l'azienda in questo momento è floridissima, chiamiamo i nostri avvocati di Milano e gli diciamo: sentite, vedete che siamo in profonda difficoltà,
ma questi stanno, la prima cosa che ci dicono, ma stanno ledendo il vostro diritto alla difesa, e lo sappiamo. Le cose che osservano, le cose che stanno dicendo le sanno già da 2 anni, perché non la facevano prima questa istanza? È per ledere il nostro diritto alla difesa. Materialmente comunque noi il giorno 28 ci presentiamo in tribunale e ve lo può dire il mio dentista, il dottore Castolina, che penso che molti di voi conosceranno, mi arriva la PEC in cui il giudice, e per questo la giustizia funziona in Italia, dichiara che la nostra società è infallibile. Ovviamente in quel momento la mia tensione era così elevata che mi sono messo a piangere dal dentista, quello mi portò l'acqua, tutta una serie di cose, per la violenza subita. Non è finito, finiamo tutta questa serie di situazioni, finiamo tutto questo discorso, presentiamo un nostro dipendente, e non lui personalmente, ci convoca l'avvocato di un nostro dipendente e ci dice: sentite, no, vediamo se possiamo sistemare questa cosa, perché il vostro dipendente sa che avete degli scheletri nell'armadio, con 300.000 euro ve ne uscite. Allora io, siccome non ho nessuno scheletro nell'armadio e abbiamo la registrazione fatta col telefono, siccome non ho nessuno scheletro alla me, ho detto: guardate, non mi presterò mai a una situazione di questo genere, presentiamo un esposto alla procura. Guarda caso, la procura non guarda il nostro esposto, presentato 6 mesi prima rispetto a quello delle indagini che poi hanno iniziato, e fa delle indagini, nel nostro caso per estorsione, quindi quella che io avevo denunciato all'altra persona, al dipendente. E allora, scusate, mi viene immediato pensare: ma perché? Per quale motivo? Per quale motivo sì, un PM non deve guardare questo e quell'altro? Premesso in tutto questo contesto che noi abbiamo chiesto decine di volte alla Procura di Agrigento, in ogni procedimento di questi di cui io vi ho descritto, di essere auditi per poter portare al tavolo elementi a nostra discolpa e per poter fare, tant'è che poi nei processi normali siamo stati sempre assolti, ed evitare di fare un processo che non ha senso fare. Non siamo stati mai convocati, o meglio, quella unica volta in cui siamo stati convocati, ci siamo seduti e ci hanno detto: che cosa avete da dire? Ma dottore, se io non so le indagini che lei sta facendo, io so il capo di imputazione, mi faccia delle domande, io le potrò dare le giustificazioni in merito a questo tipo di situazione. Noi non facciamo nessuna domanda. Allora, morale della favola, noi in questo momento, nei giorni scorsi, abbiamo avuto un sequestro d'urgenza nei nostri uffici di tutta la documentazione di natura cartacea che riguarda i dipendenti, e noi non abbiamo nessun problema, siamo stati tranquilli nel darlo. La cosa che ci ha seriamente iniziato a impensierire è che hanno convocato, non che hanno convocato i nostri dipendenti, ma che hanno seguito i nostri dipendenti fino a davanti alla mensa, perché i nostri dipendenti, che noi trattiamo male, hanno la mensa, lo dice la procura, non lo dicono i nostri dipendenti, hanno la mensa, l'asilo per i figli, quasi tutti hanno cresciuto i figli dentro l'asilo aziendale, le signore che lavorano con noi. Materialmente vengono accalappiati all'ingresso della mensa, accalappiati quindi, e portati alle 2 davanti il procuratore Caputo. Ebbene, il procuratore Caputo ha tenuto 5 ore ogni dipendente lì dentro, e l'ultimo dipendente lo ha interrogato attorno alle 2:30, 3 di notte. Ora, se una persona informata sui fatti, perché il dipendente è una persona che può essere lesa, non un criminale, tu non lo interroghi alle 3 di notte, lo interroghi alle 3 di notte perché vuoi estorcere al dipendente qualcosa che lui probabilmente non ti vuole dire. E allora tutta questa situazione ovviamente mi ha messo in uno stato di ansia, perché quando tu per 10 anni dici: vabbè, questo e io mi difendo, è come quando uno si trova davanti a un mitra che spara, dice: questo l'ho scansato, questo lo sto scansando, ma prima o dopo ma di cosa mi preoccupo io? Non mi preoccupo del procedimento penale che mi può fare un PM e di cui io posso andarmi a difendere davanti a un terzo giudice, perché fino ad ora io, ripeto, sono
incensurato, non ho una condanna, anzi per l'esattezza ho un concorso di colpa in un incidente stradale che una persona, purtroppo così che capita, fatta nel 91, quindi 30 anni fa, 30 anni fa. Ok, allora comincio a pensare che c'è qualcuno che, nonostante ha avuto rigettate tutte le istanze di arresti, perché il GIP sulla parte del sequestro del 2021 materialmente ha rigettato gli arresti dicendo tu sei pazzo, queste sono cose che sono successe 10 anni fa, ma che arresti vuoi cercare con quella persona? Il PM ha fatto l'opposizione a Palermo e a Palermo gli hanno detto, facendo opposizione dicendo che il GIP, che ha 30 anni di esperienza di più del giudice ragazzino gli dice ma scusi, ma lei è pazzo, fa l'opposizione pure in Cassazione, quindi è chiaro che l'intento del PM è quello di andare a finire sui giornali con me arrestato, Noi su questo presentiamo un esposto a CSM, facciamo anche una ricusazione del giudice per l'altro procedimento, perché sono decine di procedimenti, l'altro procedimento in cui sono passati 2 anni e il PM non ha fatto nulla, e ovviamente Palermo che siccome quando si fa ricusazione si fa in un altro tribunale, avocazione, e materialmente ci scrive e dice no, non la possiamo fare più perché ieri il PM ha chiuso le indagini, cioè quando gli arriva l'avocazione chiude le indagini, se no noi stavamo lì indagati con le intercettazioni a continuare ecco, con archiviazione, ecco, per essere molto chiaro. Allora, morale della favola, perché io oggi sono salito su quel tetto? Ovviamente non voglio trattamenti preferenziali da parte del PM, non voglio trattamenti preferenziali da parte di nessuno, ma voglio essere trattato come un cittadino come gli altri. E per essere trattato come un cittadino come gli altri, se io faccio un esposto, i miei esposti, non c'è un esposto che è stato valutato, qua c'è testimone l'avvocato Gio, non c'è un esposto che è stato valutato dalla procura, o meglio, sono stati tutti rigettati, archiviati, tutti. Perché, ma se tu hai una registrazione in cui c'è uno che ti dice dammi 300.000 euro perché tu hai gli scheletri nell'armadio, è materialmente un'estorsione o no? Io i soldi non gliel'ho dati, no, non è un'estorsione, è l'estorsione quella che fa il geometra Moncada, perché ad avviso, siccome nel 2017 quando abbiamo fatto la ristrutturazione, nella ristrutturazione abbiamo salvato le figure professionali dicendo ma noi non vi possiamo pagare più quello che era tantissimo, perché le buste paga, quelle standard previste dal contratto nazionale, noi paghiamo, nonostante i tagli, sempre di più rispetto alle buste paga previste nel contratto. Allora ho detto vabbè, si prepara a un nuovo arresto, e allora l'altro ieri mi sono dimesso, questa è una comunicazione che faccio, dal mio ruolo di amministratore della Moncada Energy, che è la mia seconda moglie, perché io quando voglio bene la mia azienda poi non avete la più pallida idea, perché l'unico modo per poter dire che mi può arrestare, non mi può dire che voglio inquinare le prove perché le prove sono documentali, sono buste paga, non può dire che voglio scappare perché stavo facendo il viaggio a Pasqua con la mia famiglia e l'ho annullato, può dire solo che posso continuare a fare reato essendo amministratore di una società, e mi sono dimesso alla mia società. Ma questo non è vivere, non è modo di fare impresa dalle nostre parti. Ripeto, noi abbiamo fatto decine di volte richieste alla procura di essere sentiti, non siamo mai stati sentiti, e quindi le richieste di oggi sopra erano di essere sentiti dal procuratore Vella, che oggi però ci dà la disponibilità di sentirci nonostante decine di richieste agli atti, ovviamente non Vella, perché voi sapete che la procura è impersonale, Procura della Repubblica di Agrigento, ecco, per essere molto chiaro, e poi per avere garanzia che l'esposto in cui denuncio queste cose che vi sto dicendo da parte del ministro, non dico passi davanti agli altri, ma almeno lo guardano, e queste sono le nostre richieste, e la mia salita su quel tetto è per dire o mi fate questo o mi getto, perché io ho bisogno di avere gli stessi diritti degli altri cittadini. Poi sarò odioso perché noi continuiamo a guadagnare soldi, la gente, forse il fatto che noi guadagniamo soldi è a decremento di qualche altro, ma noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo avuto
la capacità e la fortuna di fare determinati lavori. Noi non siamo sudditi di nessuno, perché se fosse suddito non mi sarebbe successo quello che sta succedendo questa cosa. Ci sono altre indagini ad Agrigento che non stanno avendo questa piega, non stanno avendo questa piega, perché lì sono sudditi, perché lì sono sudditi. Se avete domande sono a vostra disposizione. E che risposte ha avuto da parte alle sue richieste? Dico, che risposte ha avuto? Sono sceso perché questo. mi ha chiamato il prefetto mi ha detto che ha interessato il procuratore Vella e ci ha dato la disponibilità per sentirci o lunedì o martedì. Non potevo pretendere, dato di quello di cui stiamo parlando, che venisse qua e si confrontasse anche con la stampa, ecco, per essere molto chiaro. E l'altra cosa, il prefetto mi ha detto: guarda, è sabato e domenica, se lei mi manda l'esposto io le farò avere per iscritto quando verrà praticata questa disposizione. Sono richieste di un normale cittadino, non voglio l'esito, perché il prefetto inizialmente dice: ma lei che vuole? No, io non voglio l'esito, io voglio sapere che la mia pratica venga guardata, e se voglio dire ci sono fattori di cose, mandano un'ispezione alla procura di Agrigento. Se non ci sono, pazienza, si vede che noi stiamo sbagliando qualcosa, ecco, per essere molto chiaro. Premesso, io non sono preoccupato neanche degli arresti se sono colpevoli, ma sugli arresti di natura cautelare basta niente per farteli avere. Il PM decide che materialmente ci sia, cioè io mi sono dimesso, ma il PM può dire: ma tu ti sei dimesso in modo come si dice? In modo fittizio, perché ovviamente tu sei azionista della società e sei sempre lì, è ovvio che è così, non lo posso negare che è così. E allora ovviamente non mi occupo più di personale, perché non sono più l'amministratore della società, però sai, ci vuole 2 minuti e mi fa fare 10 giorni di caccia in cui lui va a finire non sulle vostre pagine dei giornali, su tutte le pagine ANSA, Repubblica, Corriere, ed è quello che interessa al PM, perché il processo, vi posso assicurare, non avrà un fine positivo per lui, perché io so di non avere fatto nulla. Si è mai chiesto come mai? Guardi, questa è una domanda che io ricevo continuamente, no, non come mai, io ricevo questa domanda continuamente dalle fidanzate dei miei figli, mio nipote mi dice che gliel'ha fatto anche la sua fidanzata. Perché? Perché? Un momento fa è passata una macchina, si è fermata e finalmente gli sta finendo tutto. Io non so chi è quello di quella macchina. Perché questo? Perché in questo territorio, le faccio io una domanda: perché non ci sono aziende di terza generazione nella nostra parte? Scusate, i padri che insegnano ai figli sono tutti stupidi? I figli sono tutti stupidi? Qual è la motivazione? C'è una motivazione che materialmente incide su questo processo, oppure materialmente c'è qualche altra cosa? Io onestamente devo essere sincero, io sono stato dipendente di impresa prima io non sono nato in impresa, cioè mio padre era morto quando io ho iniziato a fare l'impresa, e materialmente pensavo che uno dei mali più grossi della nostra terra fosse la mafia. Io sono stato, molti di voi lo sapete, sono stato sotto scorta di polizia, ho fatto arrestare i mafiosi, questo e quell'altro. Pensavo fosse quello il problema della terza, poi ho capito che non è quello. Non è quello. Il mio ex dipendente che mi chiede 300.000 euro è perché sa che io ho i soldi e io non posso sfuggire al fatto che gliene dia un pezzetto a lui. Non posso sfuggire al fatto che gliene dia un pezzetto a lui. Non vi dico le lettere che sono arrivate all'indomani della ispezione della Guardia di Finanza a casa mia, in cui si ingiuriano mia moglie, i miei figli. Allora, come fa? Perché la lettera arriva all'indomani dell'ispezione? Oppure perché qualcheduno ci mette un cetriolone un cetriolo di enormi dimensioni, dice, finalmente stanno iniziando allora, sono cose così, io non gli do importanza a queste cose, però voi capite che il ragionamento fondamentale di questa situazione è che qualcuno vive in uno stato di benessere. Io non nascondo che noi stiamo bene, i miei figli hanno una vita modesta, ma io non lo nascondo questo, non posso dire che non stiamo bene. Dico pure che pago le tasse, giusto per essere molto chiaro. Purtroppo le pago in un'altra parte d'Italia perché sono dovuto andare via da qui, sono in Trentino Alto Adige,
ma io le pago le tasse, Ora vorrei capire per quale motivo, quello è un altro tema, quello non lo prendiamo oggi, giusto? Ma vorrei capire per quale motivo, se io non rubo i soldi a nessuno e mi faccio la mia attività tranquilla e serena, perché dovrei essere indagato per questo? Perché molti di questi magistrati, faccio un esempio, il primo sequestro è stato fatto dal tenente colonnello, mi sembra che era Tito Cecere, il quale è venuto in cantiere e ha detto: guardi, questa serra noi prendiamo incentivi su serra perché devono essere coltivate sotto, questa serra non è coltivata, tiriamo il coso, e c'era una radice alta così. Meno male, quando ho capito questa situazione, ho nominato come consulente il preside della facoltà di agraria di Palermo e il preside della facoltà di agraria di Catania, il quale giustamente dicono: non sarà coltivata benissimo secondo le regole agricole, ma è coltivata. Se c'è una radice, questa non puoi dire che non è coltivata. Materialmente, sai che cosa ha avuto il signor Cecere? Ha avuto io ho visto che cosa ha fatto l'Agrigento, ha avuto un premio, un'onorificenza del Presidente della Repubblica. Io mi aspettavo che l'onorificenza fosse data dal suo ministero, perché dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non lo so, è stata data dal Ministro degli Interni, che all'epoca era un ministro agrigentino. Perché è successo? Non lo so, non lo posso. Perché è successo che Montante dice alla Guardia di Finanza: indaga su questa persona? Perché era una persona in vista. Forse in vista ne dovevano restare pochi. Non ho idea. Noi siamo parte civile nel processo di Montante. Non ho idea di quello che sta succedendo. Ma noi non regaliamo quello che ci siamo guadagnati con tanto sudore. Questa è la nostra posizione. Anche la politica, allora, diciamo che secondo Non siamo servi, questo non c'è un bel dubbio. Questo mi pare notorio, penso a moltissimi di voi. Penso che è notorissimo a moltissimi di voi. Ed è ovvio che oggi non sono salito lì sopra per notorietà, perché qua ci sono anche giornalisti che si occupano di sport, sanno che nelle trasmissioni televisive, quando io ero presidente, ora è mio figlio, ero molto restio a partecipare alle trasmissioni televisive, non sono il tipo che cerca visibilità, ecco, per essere molto chiaro. Avvocato, lei ha qualcosa da aggiungere magari? Io posso aggiungere soltanto l'amarezza di vederlo sul Ma vedete che ho perso un bel po' di chili, qualcuno che mi conosce bene l'ho visto che io ho perso. Tra l'altro questa mi sono preoccupato perché ormai il nostro rapporto è un rapporto che dura da tanti anni e quindi da un rapporto professionale si è anche evoluto il rapporto di amicizia, ovviamente. Ero preoccupato perché purtroppo nell'ultimo periodo non è stato molto bene, ha avuto anche dei problemi di salute seri e quindi vederlo lì sopra mi ha oggettivamente addolorato e preoccupato.